Buongiorno, buon fine settimana, benvenuti, prima puntata del 2026 del Punto. Ritorniamo, noi non ci siamo fermati durante queste feste, insomma le abbiamo anche raccontate in questi giorni, in queste settimane. Adesso entriamo nel nuovo anno pieno di aspettative, come sempre quando insomma si passa da un anno all'altro, però insomma ci portiamo dietro anche tante cose da raccontare che come sempre faremo all'interno di questo approfondimento. Nell'anteprima di oggi, per raccontarle diciamo anche in maniera, cominciamo con un sorriso quest'anno, ma anche con una vena critica, il nostro Totò Calì. Ciao Totò. Buongiorno, e come si dice in questi casi, buon anno, buon inizio. Buon inizio d'anno anche a te. Tu come l'hai passato il Capodanno? Il Capodanno io l'ho passato a casa perché è iniziato a piovere in maniera... Ma festeggiato a casa, dai. Sì. No, non entriamo più in questi dettagli. Allora Totò, ci lasciamo un anno per certi versi, dal tuo punto di vista che fai insomma la satira divertente, non ti mancano mai spunti, ma devo dire le aspettative del 2026, che è quello di cui parleremo in questa puntata del Punto, anche con ospiti dopo nel dibattito qualificati per farlo. Abbiamo l'Istituto Piepoli che ci darà tante grafiche. Allora, Totò, ma è un anno che ci dà tante belle informazioni su come si muove la politica, come si muove la politica ad alti livelli, quindi la geopolitica mondiale. Noi abbiamo visto quest'anno tante cose che forse non avevamo neanche mai visto o immaginato di poter vedere, come ad esempio l'incontro Trump-Zelensky è stato l'inizio anno, inizio 2025, è stata una cosa che... Neanche i più famosi autori di thriller avrebbero potuto immaginare un incontro di quel tipo alla Casa Bianca, insomma, un po' imbarazzante. Allora, Totò, facciamo così, raccontiamo con qualche vignetta lo scorso l'anno passato, e poi ovviamente ci proiettiamo. C'è da dire una cosa, che io sono 35 anni che faccio vignette per il giornale, con te sono 10 anni, e se vado a riprendere vignette di 30 anni fa, vai a vedere che sono notizie che potrei mettere... Cambiano solo i cognomi, penso. Cambiano solo i cognomi, quindi... E lo sappiamo, ma è questo lo spunto che noi ogni volta vogliamo dare con te, Totò, tu lo sai, quindi insomma... Allora, cominciamo, prima vignetta. Allora, la prima vignetta... La mandiamo in grafico, ovviamente, ecco. E riguarda appunto Trump, che inizia il suo secondo mandato. Quindi qua siamo a gennaio. Io riprendo un po' quello che è stato il motto di Cuffaro, no? I have a drink. In questo caso nel senso che in un sol colpo mitologica, Eva Drink. Qua però lui lo dice nel senso che in un sol colpo mi sono bevuto anni e anni di diplomazia, perché con Trump viene fuori con i suoi quella modi, che è il vero volto un po' dell'America, no? Il vero volto, sì, così. L'impero che chiama a raccolta le colonie, per certi versi arrogante, no? Questi sono gli Stati Uniti, in effetti non hai tutti i torti. Allora, prossima vignetta. Prossima vignetta è invece... Qui siamo a ottobre, quindi voliamo... La grande barzelletta del ponte, ormai la possiamo chiamare un po' anche una barzelletta. Cioè, sono da Carlo Magno che si parla del ponte. Io ricordo pagine memorabili della Sicilia, nel 1999, la prima pietra del ponte sullo Stretto. Rutelli, a settembre facciamo il ponte. Io feci una vignetta dove uno diceva scusi di mattina o di pomeriggio perché così mi organizzo. Comunque qua abbiamo Salvini che appunto mette la prima pietra, forse anche l'ultima. Cos'è, una lapide? È la lapide appunto sul ponte sullo Stretto. La pietra tombale, diciamo, in questo senso. Andiamo avanti, poi ci sono vignette, alcune di... Siamo sempre nel 2025. Così diciamo... gossip, questa è proprio fresca gossip televisivo. Questa secondo me ce la portiamo anche nel 2026. Vabbè, scoppia lo scandalo Signorini, che dice Corona, uccello del malaugurio. Assomiglia, guarda un po', lo mettiamo vicini la vignetta. A chi? A te, Signorini, attenzione, Insomma, no, però io insomma non fai il grande fratello, non faccio ambisci a fare il grande fratello. Ho anche altri gusti. Andiamo avanti. Vabbè,
Allora, qua siamo sempre ancora nel 2025. 2025 ci spostiamo in Francia e il 19 Questa è ottobre un'altra cosa succede memorabile. una cosa Un'altra cosa memorabile. sbalorditiva ma anche bella, cioè sono quei ladri che fa piacere che siano ladri, cioè non il ladro che ti ruba a casa, ruba il motorino. Il furto al Louvre è il grande sogno di tutti i ladri professionisti. Qua abbiamo due, insomma, guardiani. Diciamo, a questo hanno rubato le braccia della Venere di Milo, dice imbecille, era già così. E con questo diciamo abbiamo toccato 4 punti del 2025. Adesso ci proiettiamo nel 2026. Sì, non faccio previsioni ovviamente. No, per favore. Anche l'ultima volta che uno l'ha fatti è stato devastante. Infatti Fox, ti ricordi? Se lo ricordo Scoppiò tutto il poi il Covid. Quindi andiamo a vedere questa qui che non è una vignetta allegra ma purtroppo è satira. C'è cosa ti aspetti al 2026? Ma cosa mi dovrei aspettare da un anno che inizia con 47 morti? La cabala qui, insomma. Quello che è successo a Capodanno, una tragedia. A Montanà, insomma, ancora si piangono questi poveri ragazzi. Poi la tragedia è terribile anche diciamo, nei suoi particolari, no? Tutti questi ragazzi, under 17, insomma. Possono essere figli di tutti. L'età sicuramente è quella di chi non ha, insomma, di chi avrebbe avuto, diciamo, una vita davanti, no? Insomma, vabbè, è una cosa terribile che è accaduta. Va da sé, insomma, si commenta da sola. Ecco. Andiamo avanti, prossima vignetta. Eccola qua. Questa è la vignetta, io sono venuto per questa vignetta. Bravo. Allora, inizia il 2026 con gli aumenti. Con gli aumenti. Allora, aumentato, tra tutti gli aumenti c'è stato l'aumento del diesel. Questo qui infatti di fronte alla pompa dice, mannaggia, sempre aumenti. Qua c'è la signorina, cioè vieni da me bello, ho mantenuto i prezzi del 2025. Almeno se non puoi... Chi lo sa per quanto tempo poi. Anche là appunto. Anche là. Vabbè. Tanto saranno pure tassati questi, no? Diciamo, ancora no, in Italia ancora non c'è una legge che tassa. Dovrebbero farlo perché almeno fanno entrare soldi nelle casse dello Stato. Andiamo avanti. Allora, ne abbiamo, ecco qua. La fuga di Sicilia. cervelli. Parliamo della Sicilia, fuga di cervelli. Dico, faccio questa vignetta anche perché voglio dire, io ho 2 figlie, tutte e 2 fughe di cervelli. Se ne sono fuggiti. Sono fuori, quindi purtroppo aggiungerei, perché mi piacerebbe che fossero qui in Sicilia ovviamente con me. Allora, spendiamo tanto informazione e poi i giovani emigrano. Tranquillo, recuperiamo col caro voli. Col caro voli, certo, insomma, poi quello che è un'altra grande piaga, proprio questa è veramente una piaga, non riesce nessuno a risolvere questa questione del caro voli. Quanto e poi facciamo una previsione, che non è una previsione, insomma, sulla politica regionale. Ed ecco questa è l'ultima vignetta. È l'ultima vignetta. E insomma, Schifani andrà verso il bis. Mentre alla regione C chi meriterebbe pure il 41 bis. Anche perché sappiamo benissimo da quanto tempo? Che parlano e poi alla fine. No, perché quello che è il grande gioco della politica è quello di fare sorgere il dubbio nel popolo. Perché parlano il politichese e tu che magari non hai conoscenze, poi addentrandoti nei fatti della politica, dice e se mi sto sbagliando? Invece non ti stai sbagliando perché la Catania-Palermo è così dal 1300, la Catania-Ragusa non se ne è più neanche parlato. Il ponte. Il ponte lasciamo perdere, ma dico... I treni, i trasporti, lasciamo perdere la sanità. Ecco, sanità, il rifiuti, insomma, sono tutti temi che affrontiamo. Quindi voglio dire, il popolo non sbaglia, forse sbaglia a non andare a votare, secondo me. Bisognerebbe. Bisognerebbe andare, perché se andasse la massa a votare, i politici comincerebbero a tremare, perché se non tremano evidentemente non hanno paura del popolo, no?
Questo è l'augurio infatti per le prossime. Ci saranno elezioni nel 2026, si voterà in qualche comune, poi le grandi elezioni siciliane e nazionali saranno nel 2027, però già è cominciata la campagna elettorale, quindi insomma vedremo e le racconteremo. Quindi seguiteci anche quest'anno al Punto, perché noi insomma, come dice Totò, diciamo, nel mare di dubbi cerchiamo di darvi almeno qualche chiave di lettura dei fenomeni insomma, che riguardano la politica nella nostra regione e nella nostra nazione. Dopo la sigla cominceremo il primo dibattito del 2026, lo faremo sulle aspettative degli italiani, dei siciliani per il 2026, lo faremo con l'Istituto Piepoli, con il suo presidente che sarà qui con noi in studio, lo faremo ovviamente come sempre in diretta, quindi dopo la sigla comincia il Punto. Grazie Totò, ovviamente grazie a voi, anche la prossima settimana tu sarai con noi con le vignette, l'anteprima però finisce qui. Allora, buon anno ancora a Totò Calì, anche a te, anche a tutti i ormai da tantissimi anni insomma, in questo racconto. Sigla e poi comincia la prima puntata del 2026 del Punto. Eccoci qua, benvenuti, nuovo appuntamento, entriamo adesso nel vivo della nostra trasmissione Il Punto, prima puntata del 2026, non ci siamo fermati, l'ho detto anche prima, neanche per un sabato, perché insomma il racconto della Sicilia, del nostro paese è sempre intenso, pieno di fatti e quindi non ci fermiamo e non ci vogliamo fermare neanche questa volta, però una riflessione questa volta la facciamo in questa prima puntata su come sarà questo 2026 per noi siciliani, ma anche per tutti gli italiani, perché è un anno importante, succederanno delle cose che adesso analizzeremo con i nostri ospiti, avremo dei dati dettagliati che ci fornirà l'Istituto Piepoli, però prima di presentarvi gli ospiti di studio concedetemi quest'atto di cavalleria, non abbiamo mai donne in questo programma, allora oggi che insomma c'è la nostra collega Elvira Terranova, la saluto subito e le auguro buon anno, tanti auguri, ciao Elvira. Auguri a tutti voi, auguri. Tutti maschietti, lì in studio. Però noi abbiamo Simona Mazzone dietro le quinte, insomma, che riequilibra un po'. Anche là, in una regia fatta di tutti uomini, quindi è inutile dirlo, quindi ovviamente. Allora, ciao Elvira, oggi parleremo insomma di questo 2026 con tutti anche gli strascichi che questo 2025 che è appena passato si porta dietro anche per la nostra politica. Saluto gli ospiti di studio, Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, finalmente in diretta con noi in studio. Evviva, buongiorno, tanti auguri a tutti. Tanti auguri a Livio Gigliuto, Anthony Barbagallo, deputato nazionale del Partito Democratico e segretario regionale del PD, e Francesco Ciancitto, deputato alla Camera per Fratelli d'Italia. Abbiamo messo opposizione e maggioranza, partito di maggioranza relativa nell'opposizione, partito di maggioranza relativa appunto di governo, quindi Ciancitto, tu bene? Auguri anche a lei. Auguri a tutti, buona giornata. La vedo un po' così. Va bene. Allora, attenzione, perché oggi insomma parleremo, Gigliuto, no? Parleremo insomma di numeri e sui numeri, insomma, che di solito dovrebbero avere una lettura univoca, qui poi c'è una letteratura, no? Sull'interpretazione dei numeri. Ci si divide anche sulla lettura dei numeri, però insomma cerchiamo di raccontare come affrontiamo questo nuovo anno. Allora, Antonio Condorelli. Eccoci qua. Anno caldissimo che è iniziato, che il 2025 si è concluso tra le scintille. Il 2026 si preannuncia come l'anno dei fatti, soprattutto per il centrodestra ma anche per l'opposizione, in Sicilia come in Italia. Allora, Antonio Condorelli parte a raffica ovviamente con le sue stilettate. 2025 che si è concluso poi, Antonio, in un modo, devo dire, così, no? Che fa riflettere, no? Tutte queste storie, queste inchieste giudiziarie, insomma, che ci porteremo anche in questo 2026, che in qualche modo determineranno, no? Anche la politica, no? Certo, perché le sorti della politica della nostra isola. Perché ciò che emerge sotto il profilo giudiziario in questa fase cruciale per l'assestamento del centrodestra chiaramente va anche di pari passo con gli equilibri interni della coalizione. Parliamo della Sicilia, sappiamo cosa è successo con la Democrazia Cristiana, ma sappiamo anche quali sono le tensioni e le spinte degli altri partiti di maggioranza. Non da meno è la partita che si gioca nell'opposizione. Quindi vedremo cosa succederà. Allora, partiamo, Gigliuto, da dove?
dall'economia. Dall'economia. Che è la cosa più importante, no, poi per carità. Allora, oggi ci aiuterà, ovviamente ha portato delle grafiche, insomma, che proporremo ai nostri telespettatori in modo da così avere le coordinate giuste per seguirci le aspettative per il 2026. Prego Gigliuto. Allora, prima di tutto abbiamo chiesto agli italiani di raccontarci come stanno le nostre finanze, quindi come stiamo messi, ce la facciamo ad arrivare alla fine del mese o abbiamo qualche difficoltà? Allora, intanto diciamoci la piccola buona notizia che la maggior parte degli italiani, come la maggior parte di coloro che vivono in Sicilia, nel sud e nelle isole, in qualche modo ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Stiamo parlando di circa i 2/3, 3/4 della popolazione. Però c'è un quarto di popolazione italiana, stiamo parlando di 10 milioni di italiani, quindi non pochi naturalmente, che ci dicono io non ce la faccio fatica, addirittura qualcuno, una percentuale che noi quando le leggiamo diciamo vabbè, ma il 3% sono pochi, che ci fa? 3% in un paese di 40 milioni di maggiorenni e ovviamente stiamo parlando di centinaia di migliaia di milioni di persone. Il dato che però voglio far notare qui è un dato territoriale, perché come vedete io sulla destra ho messo il dettaglio, sarà così su tutti i dati, sud-isole, come stanno quelli che vivono in questa parte del paese. E qui va un po' peggio, questo ce lo dobbiamo dire, perché quelli che mi dicono vivo senza difficoltà economiche, quelli che stanno un po' meglio, in Italia sono il 25%, nella nostra area di paese la metà, il 13%, e crescono invece di molto quelli che dicono in qualche modo ce la faccio, però vivo con qualche difficoltà. Ovviamente questo è un punto di partenza, vado anche dove andava Antonio Condorelli prima, e cioè nella strada che ci porterà alle elezioni non di quest'anno, del 2027, è probabile, sono facile profeta nel dire che se gli ultimi 3 anni sono stati anni molto di dibattito internazionale, il prossimo anno e mezzo probabilmente sarà certo internazionale, ma molto su temi economici. Allora, commentiamo subito questo dato con i nostri ospiti, Anthony Barbagallo e Francesco Cencitto. L'onorevole Barbagallo, prego. Allora, io ho fatto un attimo un conto, no? Sulle difficoltà, le 3 ultime voci, vivo con difficoltà frequenti, eccolo qua. Vivo con molte difficoltà e fatico a coprire le spese essenziali, messi tutti insieme rappresentano il 27% del totale, ovviamente nel dato di riferimento che è quello del sud. Il dato non mi sorprende, credo che un dato che respiriamo ogni giorno, quelli che viviamo nel territorio, che facciamo attività politica, è un dato che ci preoccupa e che ci deve spingere a riflettere. C'è un dato nazionale ma c'è anche un dato siciliano, che credo sia spinto anche dal costo dei servizi essenziali, dei servizi pubblici essenziali. Noi siamo una regione in cui, nonostante gli annunci di Schifani, continuiamo ad avere la Tari più alta d'Italia, che è una tassa che incide sulla vita di ogni giorno della spazzatura, i costi dell'acqua, che spesso non c'è, sono elevatissimi nella media europea, abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa, e queste sono alcune delle spese che incidono sulla vita di ogni giorno e che pagano l'assenza delle politiche di governo e delle politiche statali che riescono a incidere su queste tasse quotidiane. In Sicilia poi noi aggiungiamo anche il costo dei trasporti, siamo la peggiore regione sul trasporto pubblico locale. Anche in questa provincia abbiamo centinaia di migliaia di persone che oggi non hanno un servizio, parlo dei paesi etnei, gli abitanti sono costretti ad arrivare a Catania con la propria auto perché non c'è un servizio di trasporto pubblico locale degno di questo nome, c'è il dramma delle aree interne. Tutto il sud Italia credo che sia... No, ci sono realtà come Napoli e Bari, ma anche comuni del centro Italia che hanno un servizio di trasporto pubblico locale, ma anche Palermo oggi è nettamente migliore rispetto a Catania, perché là c'è una metropolitana che tocca i punti della città metropolitana più popolosi. Quindi certamente c'è il tema del servizio di trasporto pubblico locale che incide sui costi della vita di tutti i giorni, e poi sempre, devo dire, per fare un quadro reale, aspro e anche duro, c'è anche il tema dei figli che studiano fuori dal territorio della regione, l'incidenza degli studenti fuori sede
è pesante per le famiglie che devono continuare a mantenerle, il crollo delle università del Mezzogiorno, in particolare il crollo dell'iscrizione alle università siciliane incide in modo netto, parlo della curva degli ultimi 20 anni, sul costo delle famiglie tutto siciliane. Questo diciamo, incide nella tasca. È chiaro, sulle famiglie e sui genitori che sono costretti a mantenere i figli che studiano fuori, quindi sono alcuni indicatori che mi pare sono evidenti e di cui il sondaggio tiene conto. Perché poi aumenta tutto, c'è incitto, ma non aumentano gli stipendi. Ma questo non è reale, perché se noi parliamo dal 2023 in poi ad oggi, al 2025, le retribuzioni sono aumentate più rispetto all'inflazione. L'inverso di quello che è accaduto nel 2021 e 2022. Cioè, le retribuzioni sono aumentate del 6,5% nel 2023 per poi aumentare anche nel 2000 rispetto a un'inflazione che era più bassa rispetto all'aumento delle retribuzioni. Certo, la quantità di potere di acquisto che bisogna recuperare è importante, è notevole, perché nei 10 anni precedenti l'adeguamento del potere di acquisto italiano rispetto agli altri paesi europei non è stato allo stesso livello. Per quanto riguarda il Sud, i dati sono questi, sono allarmanti, però bisogna dire anche i dati positivi, cioè dire il PIL della Sicilia è il primo PIL in crescita in Italia, il numero di occupati dopo la Campania siamo credo la seconda regione o giù di lì, siamo proprio accanto, quindi il numero di occupati cresce, solo che la differenza con le regioni del nord è notevole, perché il PIL pro capite qua è 17.500 euro, nelle regioni del nord di Lombardia credo sia 27 o quasi il doppio, quindi abbiamo una differenza immane da recuperare, gli investimenti ci sono. Anche nel tema del trasporto pubblico tanti investimenti si stanno facendo per merito di tutti i governi che ci sono stati nel passato e anche adesso, penso alla metropolitana di Catania, penso a tanti altri interventi riguardo il trasporto pubblico. Sul tema dell'energia elettrica e del costo dell'energia abbiamo una grande difficoltà. Il governo Meloni su questo sta preparando un decreto per ridurre il costo dell'energia elettrica non solo per le famiglie ma anche per le aziende, perché alla fine le nostre aziende sono meno competitive. Oggi la Spagna riesce a avere un PIL di crescita notevole perché ha un costo dell'energia notevolmente inferiore, ma rifare una politica energetica non si può fare nel giro di 2 o 3 anni, perché devi rimodulare il tutto, non puoi passare velocemente al nucleare o solo alle rinnovabili, anche le rinnovabili devi modulare con le altre energie, quindi è un sistema abbastanza complesso in cui abbiamo bisogno anche dell'interlocuzione con l'Europa, ma stiamo lavorando in questo senso, alcune criticità si stanno risolvendo, altre ci vuole più tempo per farlo, ma la stabilità di governo ci fa ben sperare. Allora, coinvolgo invece Elvira Terranova, visto quello che dicevamo prima, no? Elvira, insomma, i numeri che sono quelli, no, vengono letti in modi differenti in base a chi li guarda. Sì, però a me colpisce un fatto, c'è una sorta di disallineamento tra quelli che sono i dati che emergono per esempio da Banca Italia, vi faccio riferimento proprio non a un partito politico ma a Banca d'Italia, che di recente ha detto appunto, come ha detto anche l'onorevole Ciancitto peraltro, che il PIL è aumentato più che nelle altre regioni del nord Italia, così anche la crescita economica è stata assolutamente superiore rispetto al resto d'Italia. Eppure poi vediamo questi dati, queste percentuali che sono anche abbastanza preoccupanti, perché appunto se più del 20% dei siciliani o comunque delle persone del sud hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, ed è così, basta andare al supermercato naturalmente con i prezzi che aumentano oltretutto, ed effettivamente ci rendiamo conto che ci sono grosse difficoltà. Quindi c'è questa sorta di due parallele che non si incontrano, da un lato il PIL che aumenta e dall'altro invece le persone che, come leggiamo dai dati, hanno difficoltà addirittura da frequenti a medie, addirittura c'è chi non riesce a coprire le spese, basti pensare a tutte quelle persone che non si curano per difficoltà economiche, ed è un dato assolutamente reale. Gigliuto, allora, l'interpretazione. C'è un motivo. Spieghiamo. A volte quando si fanno i collegamenti in TV come adesso, da voi no perché qui il collegamento è perfetto, non c'è nessun ritardo, ma a volte c'è un po' di ritardo, cioè qui si parla e quello che noi ci diciamo arriva per esempio a chi è collegato con qualche secondo di ritardo, c'è quei pochi secondi in cui quasi c'è un disallineamento rispetto alla realtà. È uguale anche con l'economia, cioè il piccolo cambiamento di un dato economico arriva in un certo momento, per esempio nel 2025 a luglio, ma nelle tasche delle persone arriva dopo. Arriva non dopo qualche secondo purtroppo, arriva dopo qualche mese se non dopo qualche anno. Per questo i miglioramenti delle condizioni economiche
Prima magari arrivano con qualche segnale debole, vengono chiamati così i segnali deboli dell'economia, quindi qualche variazione di qualche 0, ma perché questo 0, abbia impatto sulla vita delle persone deve durare un po' di tempo. E quindi naturalmente questo è anche il problema della politica, che fa delle cose magari ottiene anche dei risultati a destra e a sinistra, poi questo diciamo un po' a prescindere, però i vantaggi, le conseguenze positive le persone le vivono dopo un po'. Dice bene Gigliuto. Il problema si sposta proprio nell'ambito della politica, perché per cambiare qualcosa sono necessarie le riforme e il 2026 è l'anno della sfida, della realizzazione del centrodestra delle riforme. E ora le riforme, per riforme non si intende chiaramente il deputato supplente che fa parte della nuova strategia, ma si intendono le riforme sostanziali negli ambiti importanti, dai consorzi di bonifica alla sanità, ai rifiuti. Ecco, le riforme sostanziali sono la vera sfida per cambiare qualcosa. Però dobbiamo dire anche una cosa, che quando la politica vuole riesce subito a ottenere un risultato. Facciamo un esempio concreto che è proprio di questi giorni. Abbiamo parlato dello scandalo della cosiddetta, che l'ho ribattezzato così, lista della vergogna dei comandati della sanità. Nella sanità dove non ci sono medici, dove non ci sono professionisti che possono operare, le liste d'attesa superano anche un anno di attesa per visite e per interventi, ci sono 42 persone che costano oltre 7 milioni di euro l'anno che in questo momento hanno ricevuto una proroga per 3 mesi, ma la politica non ha mantenuto la promessa che aveva annunciato, cioè di rispedirli a lavorare in corsia. Ecco, ci sono professionisti e ci sono anche molti parenti di politici, in questo caso, che percepiscono emolumenti di oltre 150.000 euro l'anno, si avvicinano ai giudici costituzionali e sono dei medici che dovrebbero stare in ospedale a lavorare, ad operare. Ecco, quando la politica vuole può, ma la riforma resta l'unica soluzione per cambiare qualcosa. Allora, dobbiamo fermarci un attimo, piccola pausa pubblicitaria, ritorneremo poi con le aspettative sull'economia del 2026, ma cercheremo anche di raccordare e ricordarci come è stato il 2025 per noi siciliani, insomma un anno da ricordare almeno in parte per alcuni episodi, quindi subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta nella trasmissione di oggi, la prima del 2026 del Punto. Stiamo parlando delle aspettative per il 2026 dei siciliani, degli italiani, e lo stiamo facendo con i dati che ci ha fornito l'Istituto Piepoli, qui con noi il presidente Livio Gigliuto. Allora, Gigliuto, facciamo così, visto che abbiamo parlato di economia poc'anzi, vediamo qual è l'aspettativa, no, per il 2026 a livello economico, diciamo, per linea di massima degli italiani, dei siciliani, e poi però ripercorriamo anche per fatti il 2025 che insomma ci lascia qualche strascico, no? Quindi ce lo racconterà dopo Simona Mazzone. Allora, chiudiamo con questo primo giro di grafici, quindi con la grafica numero 2. A livello economico la domanda che avete fatto ai vostri intervistati è: come immagina il suo 2026? Eccolo qua. Eh sì, perché noi prima abbiamo visto come viviamo in questo momento la nostra condizione economica, qui invece abbiamo chiesto di proiettare al futuro, che insomma adesso è arrivato al nuovo anno, al 2026, la propria condizione economica, e vediamo dei dati stranamente inversi rispetto a quelli che abbiamo visto nella slide, nel dato precedente. Prima abbiamo visto che in Italia c'è una certa condizione economica, al sud un po' peggiore. Qui invece vediamo che a livello nazionale la maggioranza degli italiani è pessimista sul futuro dell'economia del paese. Se invece vediamo solo quelli che abitano al sud e nelle isole, sono di più gli ottimisti rispetto ai pessimisti. Questo ci restituisce forse anche una speranza, un nostro modo di essere, no? Insomma, io sono siciliano anche se non vivo più qui, però il nostro modo di essere è un ottimismo panico che in ogni caso si manifesta sempre, per cui noi, se dobbiamo vedere al futuro, abbiamo questa sfumatura più ottimista rispetto ai nostri concittadini delle altre aree del paese. Anche in questo caso, come ci dicevamo prima, questo ottimismo, diciamo, della fede nel futuro si deve affiancare al lavoro della politica. Facciamo un piccolo sondaggio su questa domanda. Allora, facciamo tra quelli che siamo qua. Lei no, perché diciamo è ovviamente vedo le carte, l'intervistatore. Allora, Barbagallo, a livello economico, come immagina il suo 2026? È un privilegiato insieme a Cencitto, perché siete... Assolutamente sì,
Ma dico, prima di rispondere alla tua domanda, a cui risponderò, abbiamo la domanda e la riflessione arretrata di Condorelli, perché se l'aspettativa del 2026 dipende dalle riforme che farà il centrodestra, siamo a posto sicuro, cioè, non c'è problema in Ars. Cioè, io sono pronto a scommettere, perché è il periodo in cui si gioca a carte, siamo quando è il 3 gennaio, quindi io scommetto che il centrodestra non ne farà neanche una riforma. Poi, siccome Ciancitto è una persona intellettualmente onesta, è un collega per bene, ci rivedremo alla fine dell'anno e vediamo il centrodestra quante riforme ha fatto in Ars, perché questo è uno stillicidio continuo. Con Schifani che si accanisce a restare dov'è senza avere l'ambizione di risollevare la Sicilia dagli ultimi posti in classifica. Guardate, il dato sul PIL, noi l'abbiamo analizzato in un altro modo, e il prodotto interno lordo in Sicilia aumenta perché hanno caricato sui dati l'utilizzo dei fondi europei, del PNRR, e a far salire il PIL sono state pochissime grandi imprese siciliane che lo fanno salire formalmente per tutti, ma aumentano le diseguaglianze perché quelle imprese che producono fanno salire il PIL. La media dei siciliani continua ad abbassare il proprio tenore di vita, quindi se non rompiamo questa logica delle diseguaglianze, noi come dire, secondo me non offriamo al telespettatore un ragionamento oggettivo. Guardi, per venire alla risposta, io credo che dobbiamo avere sempre l'ambizione di essere ottimisti nella professione, in politica, in famiglia, e quindi io spero che il 2026 sia migliore del 2025. Quindi migliore, segniamo. Ciancitto. Ma anche io sono fiducioso che sia migliore, ma per dati indicativi. Intanto il PIL non è cresciuto solo in quest'ultimo anno. La Sicilia è la prima regione d'Italia negli ultimi 4-5 anni, raggiungendo un più 10,5%. Forse sull'onda di questa crescita, che è più alta nel sud anche dell'occupazione, la gente ha più fiducia. Poi c'è tutta una serie di indicatori nazionali che sono positivi. L'anno record del 2025 della Borsa di Milano, lo spread a 67 punti percentuali. Ieri o avantieri sulla stampa di oggi è pubblicato che gli esperti di macroeconomia mondiale a New York decidono di investire sull'oro oppure anche sui BTP italiani, perché hanno veramente fiducia. Quindi questo paese sta crescendo e crea fiducia. A livello siciliano non vi è dubbio che quello che dice Barbagallo è reale, bisogna affrontare 2 o 3 riforme, fra cui secondo me una fondamentale è quella che riguarda la sanità, rendendola più moderna in alcuni settori. Ci sono alcune difficoltà all'interno del centrodestra perché ci sono visioni diverse. Noi di Fratelli d'Italia siamo per un passo più veloce, spinti anche dal sostegno della nostra leader Giorgia Meloni. Qualche altro partito più moderato o più radicato nel territorio si muove un attimino più lentamente, e quindi fare queste riforme non è semplice e facile. Noi ce la metteremo tutte. Un'altra riforma importante secondo me riguarda gli enti locali per frenare determinate ingerenze della criminalità, ma su queste tematiche bisogna confrontarsi all'interno della coalizione. Anche quella sui rifiuti, no? Elvira, ti faccio la stessa domanda a te: come immagini il tuo 2026 a livello economico? Ma insomma, per noi giornalisti mica va tanto bene, visto che c'è anche adesso, abbiamo fatto anche lo sciopero con la Federazione Nazionale, visto che ancora il contratto siamo in attesa del rinnovo ormai da 20 anni purtroppo. Però voglio dire, volevo fare una battuta sui dati che ho visto prima, no? Perché rispetto al nord invece sud e isole credono che, mi pare fosse più del 30%, ecco 37% sono più ottimisti, e mi verrebbe da dire vabbè, noi abbiamo il sole, il mare e tutte queste belle cose, poi però appunto viverci è probabilmente un'altra cosa. Probabilmente conta forse anche il fatto che molti giovani hanno voglia, e lo stanno dimostrando, seppure con grande difficoltà, a tornare. Adesso c'è questa nuova norma sul cosiddetto south working, cioè il fatto che si possono avere delle agevolazioni tornando, i cosiddetti, diciamo, cervelli in fuga, se possono tornare sarebbe anche meglio per tutti noi. Quindi diciamo che bisogna capire che cosa accadrà. Sì, è vero, le riforme sono attese, non so se si farà quella della sanità, come diceva l'onorevole prima, bisogna capire quello che accada anche in Ars, visto che insomma anche durante la legge finanziaria abbiamo visto che non è andato tutto perfettamente liscio, anche se a fine anno il presidente della regione Schifani ha detto che lui adesso già a breve vorrà fare un incontro con il presidente dell'Ars Galvagno per cercare di cambiare il regolamento. Quindi bisogna capire che cosa accadrà, perché lui insomma vorrebbe snellire un po' i lavori, visto che insomma ci sono stati un po' di problemi.
e quindi anche l'opposizione naturalmente ha fatto giustamente l'opposizione il suo lavoro, quindi insomma ci sono state un po' di difficoltà per l'approvazione della legge finanziaria, migliore, soprattutto uguale o all'interno peggiore? della maggioranza. Migliore, uguale o peggiore? Risposta. Spero migliore, voglio essere ottimista. Hai visto? Questo è poi anche, no? Il sondaggio e studio è No, però stato Ciliberti lei si sottragga, non l'ha No, risposto lei alla... Io mi auguro migliore, insomma, che cosa devo fare? Antonio, per te? Io rilancio, io dico che questo è l'anno, per me sarà un anno cruciale professionalmente soprattutto. Devo dire che l'unica cosa della quale sono ottimista e sono veramente orgoglioso è il fatto che ho voglia di osare. Allora, secondo me il dato economico può essere indicativo solo in parte, perché molto spesso si fanno delle rinunce ma si fanno degli investimenti. Cioè una famiglia o una persona quando è pronta a scommettere può anche chiudere in passivo, ma se scommette già vince. Secondo me è il momento di scommettere, di osare, di fare il passo in più, di uscire dalla comfort zone e di lanciare nuovi obiettivi. Le persone devono iniziare a ragionare così, secondo me, soprattutto la mia generazione. Ciascuno di noi ha sempre delle opportunità, non possiamo cullarci in una comfort zone e se abbiamo voglia di scommettere possiamo solo vincere. Bella riflessione, insomma. Allora, facciamo così. Abbiamo, discusso L'argomento, ora c'è anche quello sanità che possiamo trattare. Allora, la combattezza alla maggioranza. Guardate il servizio di Simona Mazzone, abbiamo un sacco di cose da dire. che ha raccolto dal punto di vista nostro, con la nostra idea di redazione, quelli che sono stati i 5 fatti più importanti secondo noi che sono successi nel 2025. C'è di tutto, guardate il servizio di Simona Mazzone con Angelo Pandolfo. Che anno è stato il 2025 in Sicilia? Tra polemiche epiche, promesse titaniche, arresti eccellenti e un vulcano che erutta quando meno te lo aspetti, quali sono i fatti più eclatanti? Nella nostra classifica al primo posto il Ponte sullo Stretto, con la sua inaugurazione prevista a breve dal 2003. Quest'anno senza dubbio è ufficialmente entrata la fase più avanzata di sempre, quella delle conferenze stampa e delle false partenze animate dai No Ponte. Secondo posto Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Ha dimostrato che la Sicilia sa essere colta, raffinata e assolutamente impreparata all'arrivo di migliaia di turisti. Eventi di livello internazionale incorniciati nella suggestiva Valle dei Templi, accompagnati da cartelli poco credibili e sgrammaticati. Per non parlare della pioggia in teatro o delle strade coperte di asfalto in fretta e furia che ha costretto operai rabdomanti a brancolare coi metal detector per ritrovare i tombini. Come dimenticare? Al terzo posto vogliamo inserire la voce cronaca e politica con operazioni antimafia, arresti eccellenti e beni sequestrati e la soluzione di Matteo Salvini sul caso Open Arms. Ma l'altra faccia ci mostra una Sicilia che non vogliamo. Gli scandali della sanità, le inchieste che hanno colpito da vicino, molto da vicino, la politica regionale con nomi eccellenti e poco sorprendenti a volte. Non dimentichiamo la violenza dilagante tra i giovani con gli omicidi di Monreale e Palermo e il femminicidio di Sara Campanella o i morti accoltellati a Catania da stranieri senza permesso di soggiorno. Al quarto posto la crisi idrica e la siccità che ci ha accompagnato per buona parte dell'anno, uno stato di clima estremo inserito nel bilancio dell'Osservatorio di Legambiente che pone la Sicilia come la seconda regione più colpita da calamità naturali, subito dopo la Lombardia. Quest'anno il maltempo ha registrato una vittima trascinata da acqua e fango a Favara e ritrovata cadavere quasi 20 giorni dopo la sua scomparsa. Un quinto posto vogliamo darlo al fatto più recente che ormai non sorprende più, il risveglio dell'Etna che non dorme ma riposa e che in questi giorni ci ha regalato uno spettacolo su 3 bocche. Ennesima occasione sprecata per il rilancio dell'offerta turistica e per valorizzare il territorio dove i comuni pedemontani sono costretti a chiedere contributi alla regione attraverso il politico di turno. Insomma, il 2025 ha confermato ancora una volta che la Sicilia non è solo una regione, è un genere letterario tendente al fantasy amministrativo, mentre i siciliani salutano il vecchio in attesa del nuovo, sperando immancabilmente che qualcosa cambi.
Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato? Tomasi di Lampedusa e il Gattopardo. Barbagallo subito lo vedo carichissimo. Prego. Ma io, guardate, la cosa che trovo Lettere è assurdo, veramente scandalosa, a me individuare alcune priorità perché qua servirebbe un seminario dopo questo ottimo servizio, è quella, guardate, la vicenda più scandalosa del ponte sullo Stretto è che non stanno liberando i soldi dell'FSC. Cioè sul ponte sullo Stretto sono appostati oggi 2 miliardi e 2 dei siciliani e dei calabresi dell'FSC che appartengono ai siciliani e calabresi. Fondo di sviluppo e coesione, spieghiamo perché. Fondo sviluppo e coesione per investimenti indifferibili, il completamento della Siracusa-Gela, quei lotti bloccati del raddoppio ferroviario a Catania, il completamento della Stesico d'aeroporto, alcuni interventi indispensabili, per non parlare dei cantieri alla Catania-Palermo. Quindi sono soldi nostri appostati, più ulteriori 3 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione del Mezzogiorno fermi per un'opera che in questo momento non solo non si farà mai, ma non è neanche immaginabile. Peggio mi sento sulla vicenda degli scandali. Guardate, io credo che archiviamo questo 2025 con una consapevolezza amarissima, e cioè che la magistratura ancora una volta in Sicilia è arrivata prima della politica, che il sistema, perdonami Antonio, della nuova democrazia cristiana, perché la democrazia cristiana era un'altra storia, un altro partito e un'altra epoca, di un partito personale fondato su questo sistema di governo, è emerso in tutta la sua inadeguatezza, rapporti clientelari, rapporti, come dire, criminogeni. Noi lo diciamo da tempo, rispetto alle contestazioni alle opposizioni, il centrodestra e Schifani si sono voltati dall'altra parte, con alcune risposte anche inadeguate. Oggi ci sono alcuni assessori sospesi che non sono indagati, assessori invece indagati e imputati che continuano a restare in giunta. Insomma, un pasticcio in cui ne va dell'immagine e della credibilità della regione siciliana, con Schifani che quando va a girare i palazzi romani gli ridono dietro i funzionari. Siamo ridotti a questo livello per la mancanza di credibilità della regione. E poi c'è, e chiudo, Barbara, perché se no arriviamo nei temi, che è quello della sanità. Guardate, non servono sedicenti riforme, serve un pugno fermo e alcune scelte indicative su diverse direttrici che riguardano la sanità. Gli ospedali di territorio, la smettano con questi ospedali che sono diventati i comitati elettorali e le segreterie politiche di alcuni parlamentari del territorio. Non se ne può più. È stato sempre così ora? No, Luca, non è stato sempre così, ora si è superato ogni limite. È così ovunque, no? E non è neanche così ovunque. Ci sono pronti soccorsi che fra di loro sono a 10 minuti di distanza. Facciamo dei pronti soccorsi per la prima accoglienza di livello. Doveva arrivare il Partito Democratico a denunciare lo scandalo del 118 con una gara giudicata col 99,57% di ribasso, e in questo momento c'è la gente, quando ha un'emergenza urgenza il sistema non è in grado di sistemarlo. Io credo che dobbiamo partire da queste priorità con la consapevolezza di incidere, anche se riteniamo Schifani la persona meno adatta. Allora, Gigliuto, abbiamo un altro obbligo pubblicitario, ci fermiamo perché il prossimo cartello è, insomma, le priorità, no? Quello che vogliono gli italiani. Facciamo aspettare o li diciamo? Facciamo aspettare. Allora, facciamo aspettare, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, Gigliuto, dati dell'Istituto Piepoli, la domanda è chiarissima, quella che avete fatto ai vostri intervistati. Abbiamo appena scartato i regali di Natale del 2025, abbiamo visto qualcuno più soddisfatto, qualcuno meno. La domanda che voi invece avete fatto è: cosa le piacerebbe che gli italiani trovassero, quindi tutta l'Italia, tutto il paese, sotto l'albero come regalo per il 2026. Eccolo qua, il nostro cartello numero 3, le risposte quali sono state? La prima è bellissima perché ovviamente è quello che tutti vorrebbero. Ovviamente regalo metaforico, perché poi sotto l'albero abbiamo trovato come al solito maglioni, sciarpe, diciamo
cose rinunciabili. Invece quello che vorrebbero gli italiani in maggioranza, gli italiani quindi base paese, è un calo della pressione fiscale. Questo lo dicono da tanti anni, sono almeno 3 anni che gli italiani, c'è stato il biennio dal 2020-2021 che dicevano la fine del Covid, ovviamente. Perché a conti fatti, diciamolo pure, no? Cioè, a conti fatti un autonomo diciamo, lavora più di metà dell'anno, quindi fino a luglio, i calcoli sono questi, per pagare le tasse. Poi cioè, da luglio finisce luglio, da lì comincia il suo guadagno. Ecco, a portare qualcosa. A E questo è vero, perché un po' meglio per gli impiegati, diciamo quelli sì, busta però paga. insomma, anche loro ovviamente nella difficoltà di far crescere gli stipendi c'è anche una pressione fiscale che ovviamente prende una parte dello stipendio che tutti i dipendenti prendono. Però c'è una differenza territoriale che non è banale, perché c'è la tendenza a parlare del sud del nostro paese come la parte d'Italia che vuole pagare un po' meno le tasse, no? Cioè, questo è un luogo comune di cui si parla. Eppure, tra gli italiani che vivono nella nostra area di paese, questa richiesta di calo delle tasse, che è sempre la richiesta principale, va un po' giù e cresce una cosa che diceva prima Antonio Condorelli, e cioè più riforme. Quello che c'è come percezione in questa parte di paese è che sì, sarebbe bellissimo avere meno tasse, però forse in questo momento qualche siciliano in più dice, beh, però magari qualche riforma in più, oltre a farmi spendere qualcosa in meno di tasse, mi permette di avere quella visione, quello slancio verso il futuro che mi possa far vivere meglio la mia condizione. Che tipo di riforme chiedono? Quello che hanno indicato qui sono riforme sociali, naturalmente, quindi sono le riforme che permettono alle persone di vivere un po' meglio. È ovvio che, insomma, la sanità di cui parlava, riforme che hanno a che fare con il welfare, che hanno a che fare con di più con la vita quotidiana. Si potrebbe dire, un po' di cattiveria magari, i temi della giustizia sono temi che sono percepiti dagli italiani come un po' più distanti, ma in realtà poi sappiamo che le cose si annodano, no? Si intrecciano. Colpisce questa voce una lotta efficace alla corruzione, esatto. Perché comunque il tema della corruzione è un tema percepito leggermente più alto nella nostra area del paese, grazie. Un po' più alto al sud, nelle isole. Le inchieste di cui parlavano prima, insomma, qualche cosa la dicono. Hanno sistemato la media. Hanno sistemato, no? Elvira e poi Cencitto. Ah, sì, devo dire che ci sono alcuni dati che un po' colpiscono. Per esempio, ne ho visto uno, se mi fate vedere la grafica, esatto, dove c'è scritto meno scontri e polemiche nel paese. Io sono assolutamente d'accordo, perché anche il fatto che spesso parliamo sia di governo regionale, ma anche o comunque quantomeno diciamo di tutto ciò che accade nel paese, purtroppo l'ha detto anche peraltro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio il 31 sera, che non fa bene a nessuno lo scontro, la polemica ad ogni costo. Quindi io assolutamente sono d'accordo con chi si augura che ci siano meno scontri e meno polemiche, perché alla fine forse aiutano i vari partiti, l'uno, l'altro, le opposizioni, la maggioranza, però alla fine secondo me, sarò forse troppo ottimista, ma non aiutano la popolazione, che invece vorrebbe i fatti, è molto più pragmatica, ecco, vuole i fatti, perché poi alla fine abbiamo visto che vi ci metto anch'io meno tasse, perché effettivamente la tassazione in Italia è molto molto alta e purtroppo abbiamo visto anche adesso aumentano ulteriormente. Per quanto riguarda poi le altre cose, sì, devo dire che sono tutti delle cose assolutamente condivisibili, compresa anche la fine del conflitto tra Russia e Ucraina, che naturalmente è vissuto un po' da tutti. Mi aspettavo anche qualcosa su Gaza, ma non credo di averla letta, però vabbè, forse magari la gente ormai anche in TV appare meno l'emergenza che non è mai terminata. Manca la voce Venezuela che entrerà nei prossimi. E oggi si aggiunge anche esattamente all'attacco degli Stati Uniti. Allora, Cencitto, avete cominciato voi quest'anno, lo dico lei che rappresenta il governo, a raffica di aumenti. Ma guardi, è aumentato il diesel, sono aumentate per i fumatori le sigarette, i liquidi, eccetera. Le assicurazioni allora, con un dato importante, più 12%, anche le autostrade, insomma, le nostre autostrade in Sicilia veramente vengono già i brividi a pensare di doverli pagare, pensi di doverli pagare di più. Allora, intanto partiamo da un presupposto: alcuni aumenti non sono stati determinati dal governo Meloni, ma sono stati determinati da accordi già fatti in precedenza, come l'aumento dell'accisa del gasolio, che deve essere aumentare quella del gasolio e ridurre quella della benzina. Non decisi da questo governo, decisi dall'Europa sull'impatto ecologico e sul Green Deal.
L'altra cosa è le meno tasse. Allora bisogna dire alcune cose che sono reali. Noi abbiamo abbattuto il cuneo fiscale fino ai redditi fino a 28.000 euro. Oggi abbiamo messo in finanziaria di quest'anno approvato un abbattimento del 2% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro. Ma non è solo questo. La tassazione sui nuovi contratti di lavoro, quindi sul rinnovo del contratto di lavoro per tutto ciò che riguarda il privato, sarà tassato solo al 5% e non con l'adeguamento per i redditi fino a 28.000 euro. I premi di produttività saranno tassati all'1%. Sì, però secondo i calcoli Gli straordinari beneficiano di più di questo abbattimento dell'IRPEF al 33%, dal 35 al 33%, quelli che hanno i redditi superiori allo scaglione. L'abbattimento va dai 200 euro. In questi giorni, in queste settimane, la polemica sui famosi 2.500 euro, no? Chi percepisce 2.500 euro si deve ritenere ricco o povero, insomma, o in qualche modo è la nuova classe allora, media. chi percepisce 2.500 euro avrà un taglio del cuneo fiscale di circa 200-220 euro annui. Capiamo che non è quello che vogliamo fare, ma noi stiamo mettendo le condizioni di base per ridurre ulteriormente le tasse nelle prossime finanziarie, dando stabilità, credibilità ai mercati internazionali e determinando un futuro di crescita. Lei dice il primo passo verso un... Stiamo facendo dei passi che possono essere fatti. Alcune cose, poi sulle assicurazioni non è complessivo su tutta la polizza assicurativa, tranquillizziamo gli italiani, è il 12% sulla responsabilità del conducente, quindi non è complessivamente su tutta la polizza assicurativa, quindi erano la parte più sostanziale della polizza, no? No, non credo sia la parte più sostanziale, però ritengo che sia una parte che è stato un adeguamento inciso nella complessiva della finanziaria. Però reputo e ripeto che abbiamo fatto tutta una serie di altre misure che consentono anche la tassazione degli straordinari, che verrà tassata al 15%, o dei turni di sabato e domenica per incentivare la gente, i lavoratori a non essere tassati al 35 o al 36%. Lo stesso cosa abbiamo fatto anche nella sanità, tassazione al 15% per chi fa gli straordinari o l'abbattimento delle liste d'attesa. Quindi voglio dire, una riduzione della pressione fiscale c'è stata. Mi consente di ritornare su due tematiche che ha trattato prima l'onorevole Barbagallo. Prima il ponte sullo Stretto. Allora, il ponte sullo Stretto si farà, l'impegno del governo Meloni è a 360 gradi, risponderemo alle osservazioni fatte dalla Corte dei Conti e siamo sicuri che il 2026 sarà l'anno in cui verrà posata la prima pietra del ponte sullo Stretto del Messina, che è fondamentale anche per il discorso che dicevamo prima dei trasporti, perché noi dobbiamo lo ripeta fuori telecamere, dov'è? Sì, nel 2027 verrà posta la chiunque pietra. dà una data rischia ormai. No, io non lo dico perché la volontà del governo Meloni è questa: rispondere alle osservazioni fatte dalla Corte dei Conti. L'Europa ci sta venendo incontro ritenendo quest'opera fondamentale, quindi siamo certi che il ponte dello Stretto si farà. E questo è giusto. L'altro discorso che riguarda... Ed ero piccolissimo quando per la prima volta ho visto, tipo nel Corriere dei Piccoli, che era quel giornalino, questo tutti quanti erano piccoli, una rappresentazione del... E noi sfaderemo questo sogno diventerà realtà. L'altra risposta che voglio dare è sul discorso di sanità e politica. Noi abbiamo una necessità fondamentale nella sanità. Non possiamo continuare ad aumentare. Quest'anno arriviamo a 143 miliardi di fondo sanitario nazionale. Aumenteremo ulteriormente perché dobbiamo dare risposte, si allunga la vita media, dobbiamo puntare molto sulla prevenzione ed altro, però abbiamo iniziato a imporre un controllo di gestione. Solo tramite il controllo di gestione e quindi valutando l'operato dei singoli direttori generali e i direttori generali valutando l'operato dei singoli primari, noi toglieremo il controllo di parte della politica sulla sanità e daremo delle risposte più adeguate ai cittadini. Quindi ogni direttore generale deve avere un suo nucleo di controllo di gestione e a livello assessoriale un nucleo di controllo di gestione delle aziende sanitarie. Allora così si vedono i veri dati, si vede i medici che lavorano, quelli che non lavorano, chi si imbosca, e da questo poi si vedranno anche i pronto soccorsi che producono, caro Anthony, e danno risposta al territorio, e quelle che non le danno, e quelli che devono rimanere aperti e quelli che devono essere chiusi. Quindi la politica potrà decidere in base ai dati. Oggi la sanità si fa solo con i dati. Noi in Sicilia purtroppo sul trattamento dei dati siamo indietro rispetto alle altre regioni, che ci sono regioni che in tempo reale, come la Lombardia o il Veneto,
la tanto criticata Lombardia per la sua sanità privata, in tempo reale vedono quello che accade e quello che dove devono investire le proprie risorse. Quindi strutturale. Elvira, sulle tasse, diciamo, ha detto meno tasse, Giorgetti non la pensa come Ciancito. Primo articolo che mi è venuto qua, Milano Finanza, quindi diciamo che non credo che possa dirsi un giornale di partito. Manovra 10 miliardi e mezzo di tasse in più, ecco chi le paga. Sentivo l'onorevole Ciancito che parlava di riduzione delle tasse, magari non è proprio così. Su alcune cose sì, assolutamente ci sono delle agevolazioni per... Ho detto io, poi le nuove tasse sono 1 miliardo, le accise, l'aumento delle accise sulle sigarette, sulla benzina, sul diesel e le assicurazioni è 1 miliardo, non lo dico io, ma il Sole 24 Ore di oggi. Allora, Antonio, adesso questo è un tema che ti interessa molto, la giustizia. Prego, Gigliuto. Allora, prima lo dicevamo, ovviamente non è la priorità degli italiani, non che non considerino importante il referendum sulla giustizia, che insomma sarà a marzo, ancora la data non c'è, ma dovrebbe essere... A marzo è detto Nordio. Sì, dovrebbe essere in quel periodo, però attenzione a considerarla una partita ininfluente nella vita del paese, perché noi abbiamo fatto anche una stima dell'affluenza. Premessa, questo è un paese in cui quando si vota per le europee vota un italiano su 2, quando si vota per le regionali vota un italiano su 2. Il fatto che ci sia una stima di affluenza, e la nostra poi chissà, del 43% significa che non è bassa la voglia di votare degli italiani. Ma come voteranno questi italiani? Andranno a votare nel nostro ultimo sondaggio, c'è ancora naturalmente tutta la campagna elettorale referendaria da fare, prevarranno i sì. Insomma, la nostra attuale rappresentazione è abbastanza larga, insomma il 58%, ma c'è una motivazione, perché quasi tutti gli elettori di centrodestra, lo vediamo, voteranno per il sì, mentre nelle opposizioni si registra qualcosa di diverso. Gli elettori di centrosinistra in maggioranza voteranno no, ma più di 1 su 3 voterà sì. Ci sono anche delle manifestazioni nei prossimi giorni di esponenti del centrosinistra, del Partito Democratico, che dicono noi voteremo sì. Ancora, nel mondo, nell'altra metà del cielo del campo largo, che è il Movimento 5 Stelle, addirittura a prevalere sono i sì sui no. Poi, ripeto, c'è la campagna elettorale, magari qualcosa si sposterà, però c'è un fronte unito, è quello di centrodestra, che è per il sì, e dall'altra parte un centrosinistra, un'opposizione meglio, un po' in ordine sparso. Questo diciamo delinea un po' anche l'equilibrio, no? Che si respira tra le diverse aree politiche. No, non c'è quorum. Devo dire anche il dato rispetto a quello che ci ha portato oggi l'Istituto Piepoli è ridimensionato rispetto al dato di qualche settimana fa, dove la quota per il sì era leggermente più alta, quindi diciamo il dibattito forse probabilmente comincia anche a entrare. Antonio, che ne pensi? Ma io penso che ci sia a spingere questo sì e questa voglia, e c'è anche un'insofferenza verso quello che è l'attuale funzionamento del sistema giustizia. Ora, la riforma di tipo costituzionale sicuramente interviene su degli aspetti che sono cruciali, ma quello di cui le persone hanno bisogno sono dei tempi certi della giustizia. È un processo che sia realmente conforme ai principi dell'articolo 111. Non è in discussione in questo referendum. E non è in discussione, ci vogliono più magistrati, ci vogliono più esponenti delle forze dell'ordine. Ecco, questa è la vera scommessa che al momento non c'è. Rispetto però alla strutturazione di questa riforma, spinta anche dall'insofferenza e anche dagli scandali che hanno colpito una parte della magistratura, soprattutto dal punto di vista etico e morale, nella scelta e nelle azioni determinate dalle correnti, ecco che qui vediamo che queste modifiche pescano anche per esempio tra il Movimento 5 Stelle, e quindi questo è un sondaggio molto importante. Allora, Elvira. No, volevo fare una domanda all'Istituto Piepoli, perché ho visto appunto questi dati che sono molto interessanti, però volevo chiedere intanto chi sono le persone che avete intervistato, cioè sulla scolarizzazione, che età media hanno. Perché lo dico? Perché io occupandomi da tanti anni di cronaca giudiziaria, sono stata invitata più volte a moderare degli incontri proprio sul referendum tra il sì e il no, e parlo non soltanto di platee tecniche, quindi di giuristi come mi è capitato, ma anche di persone assolutamente che sono
lontane da questo mondo, e devo dire che molti di loro sì, sono interessati, però non hanno una grande conoscenza anche sul contenuto, al di là della la separazione delle carriere, ma più che altro molti non conoscono il contenuto di questa riforma sulla giustizia, quindi mi interessa capire anche chi sono le persone che hanno risposto, perché mi sembrano dei numeri molto alti, perché secondo me sarà più basso l'affluenza, insomma, di chi andrà a votare. Allora, il campione che abbiamo intervistato è un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Significa che è fatto esattamente come è fatto il paese, in proporzione sia dal punto di vista dell'età, che del genere, che della provenienza geografica e che naturalmente anche delle altre variabili, tipo il titolo di studio. Insomma, non hanno un titolo di studio più alto della media italiana, sono fatti proprio esattamente come noi. Attenzione a considerare la propensione a votare come un indice di piena consapevolezza dei temi che stanno dentro a quel voto, che stanno dentro a quel referendum. Il fatto che uno dica sì, io andrò a votare, non significa che conosca perfettamente i quesiti, l'impatto della riforma. Una quota di quelli che andranno a votare per un significato meramente politico e diranno sì Meloni, no Meloni. Questo a prescindere dal fatto che lei personalizzi o no. Ma anche una quota di quelli che voteranno pensando alla giustizia non lo faranno pensando all'impatto del referendum sulla giustizia italiana. Per dirne una, magari lo faranno pensando a Garlasco, che ovviamente nulla c'entra con i contenuti del referendum, ma ha a che fare col nostro rapporto con la giustizia, e in questo anche la politica dovrà essere brava, responsabile come sicuramente sarà, nel raccontare agli italiani davvero l'impatto di questo voto. È la percezione ovviamente che si ha di questo tema. Ricordo quando ci fu il referendum voluto da Matteo Renzi, diventò subito un sì o un no al governo Renzi, chi andava a votare si no, disse personalizzato, ma non necessariamente dipende dal fatto che il leader personalizzi. Può anche non personalizzare, è l'opinione pubblica che a un certo punto. Meloni in questo senso è brava, almeno fino a questo momento, a non aver personalizzato comunque. Una volontà di personalizzare il referendum da parte del governo di Giorgia Meloni. L'ha detto lei chiaramente più di una volta. Sì, dico, poi diventerà inevitabilmente, secondo me, come ha detto, il corso della campagna elettorale lo dimostrerà. Mi ricordo allora che si parlava dell'abolizione del CNEL, penso che nessuno sapeva cosa fosse il CNEL, però insomma andarono a dire sì o no all'abolizione del CNEL. Andiamo avanti invece, Gigliuto, con i leader politici, perché questa diventa, come dire, come si dice in questi casi, un'indagine, un'inchiesta croccante, perché insomma si vede a lei piace la parte politica dei sondaggi, anche ai nostri ospiti credo, l'altra sociologica insomma le piaceva, ma meno. No, come no, accidenti. Allora, che cosa abbiamo fatto? Quale leader politico, la domanda, la posso fare anche a lei questa domanda o no? Quale leader politico l'ha sorpresa in positivo quest'anno? A me ha colpito l'evoluzione di Silvia Salis, che non è nell'elenco di quelli che sono stati indicati dagli italiani, che ovviamente sono andati sui leader dei partiti, però ha avuto un'evoluzione di comunicazione che è andata a cascare molto lontano rispetto a dove aveva iniziato l'anno. Aveva iniziato da una neosindaca sostanzialmente, ha chiuso da una potenziale, no? Addirittura non si sa se è candidata premier, ma insomma personaggio nazionale. Però poco conta quello che colpisce me, molto conta quello che colpisce gli italiani e che cosa pensano gli italiani. Questo è interessante perché è anche un test sulla potenza dei leader politici del nostro paese e sulla loro saldezza nelle loro coalizioni. Dato allineatissimo con Giorgia Meloni delle isole, no? Ora c'è una piccola differenza che vi faccio notare. Giorgia Meloni, la leader che ha colpito di più in positivo gli italiani quest'anno. Uno può dire stupisce perché comunque il Presidente del Consiglio raccoglie anche le negatività di un paese, no? La sofferenza di un paese, eppure in prima posizione. Ma quello che vi voglio far notare è che l'elettorato del centrodestra, quindi di tutti i partiti di centrodestra, in massa hanno detto Giorgia Meloni, la leader della coalizione. Avrebbero potuto dire Tajani, Salvini, invece hanno detto la nostra leader, io mi ci identifico. Quelli di centrosinistra e 5 Stelle sono divisi. Quelli del 5 Stelle hanno detto in massa Giuseppe Conte. Quelli del PD, ovviamente la maggioranza ha detto Elly Schlein, ma tanti anche tra gli elettori del PD hanno detto qualche altro leader. Quindi evidentemente su quel fronte ancora un passaggio, forse una costruzione è da fare. Faccio notare su Giuseppe Conte che se consideriamo solo Sud e isole, Conte e Meloni sono quasi alla pari.
Allora, Barbagallo, Ciancitto, Elvira, Antonio. Quasi emerge chiaramente da questo sondaggio come, innanzitutto un sondaggio ben fatto come sempre nella storia dell'istituto, emerge come il nome di Giorgia Meloni spicchi all'interno non solo del centrodestra e come anche non sia stata creata un'alternativa forte e valida nel centrosinistra, perché Elly Schlein comunque mantiene il consenso di una parte del partito, ma non è riuscita ad arrivare alla gente. Ecco, la sfida che ha l'opposizione sia in Italia che in Sicilia è quella di trovare un candidato o una persona che riesca ad arrivare alla gente, perché poi sono le persone a votare, non basta l'assemblea del partito ad eleggerla, e comunque non è un'operazione semplice. Quindi in questo sondaggio prospetta come minimo un decennio di Giorgia Meloni, salvo imprevisti. Elvira, insomma, chi vuole intervenire? Sì, no, sono assolutamente d'accordo, perché Giorgia Meloni devo dire che è molto brava da questo punto di vista, perché arriva dritta alle persone, quindi parla direttamente al popolo, parla alle persone, quindi io seguo molto i social anche per lavoro e devo dire che anche lì basta leggere tutti i commenti, è molto amata rispetto ad altri leader politici, per esempio Conte lo è più rispetto a Schlein, perché evidentemente Elly Schlein ancora qualche difficoltà ad arrivare a tutti, parlo proprio anche dell'elettorato di centro-sinistra, quindi sulla Meloni sì, credo che quel numero sia assolutamente evidente e normale, perché così, diciamo, sono dati di fatto. Ho visto che poi anche Salvini credo che sia forse leggermente in diminuzione rispetto agli altri anni, credo che sia arrivato all'8%, mentre prima, diciamo, la sua leadership era molto più alta dal punto di vista della percentuale. Così come anche Tajani e gli altri, però insomma i numeri credo che parlino abbastanza chiaro. Allora facciamo così, vi faccio commentare, siccome abbiamo anche l'Istituto Piepoli ha registrato anche l'opinione sui singoli leader politici, facciamo analizzare ovviamente ai rappresentanti del Partito Democratico e dei Fratelli d'Italia anche, diciamo, il dato nel dettaglio dei leader politici, ma lo facciamo tra un secondo perché insomma prima c'è la pubblicità. Rientriamo in diretta, stiamo analizzando insomma i leader politici con l'Istituto Piepoli e con il presidente Livio Gigliuto. Allora, lo dico per tutti, abbiamo gli ultimi 10-12 minuti insomma di trasmissione. Abbiamo ancora altri cartelli da vedere, vediamo diciamo, in maniera consecutiva i 3 cartelli che riguardano i leader politici e poi li commentiamo ovviamente con i politici in studio. Partiamo da Giorgia Meloni. Allora, Giorgia Meloni è diventata Presidente del Consiglio registrando un picco e arrivando sopra il 50%. A ottobre del 2023, dopo un annetto, aveva perso parecchi punti percentuali, era arrivata al 40%. E lì noi pensavamo inizia il calo normale dei Presidenti del Consiglio, e invece no. Da quel momento guadagna 6 punti percentuali e da un anno e mezzo Giorgia Meloni ha questo livello di fiducia. 44-46%, è abbastanza un unicum in Europa. Che piace a un italiano su 2. È stabile, addirittura da inizio anno ha guadagnato un paio di punti, però è stabile e la stabilità è molto rara tra i Presidenti del Consiglio. Quindi in questo momento è così, poi è chiaro, 3 anni, lo dicevo prima, in cui si è parlato molto di temi internazionali, il prossimo anno e mezzo magari sarà più su temi locali e vedremo come resisterà la fiducia in Meloni, che però ancora, dobbiamo dirlo, è veramente altissima. Giuseppe Conte. Giuseppe Conte ha guadagnato ex Presidente del Consiglio, leader del Movimento 5 Stelle. Quello che vedete è il delta rispetto, quindi la differenza, quel -2 è quanto aveva perso rispetto alla rilevazione precedente, ma se andassimo a vedere il dato di inizio anno ha guadagnato parecchi punti. La caratteristica interessante di quella coalizione è che Giuseppe Conte è fatto così, piace ovviamente in maniera granitica ai suoi elettori, 5 Stelle lo vedete 93%, ma piace anche a un elettore di centrosinistra su 2, quindi piace al suo partito, ma piace abbastanza anche agli elettori dell'altro partito, degli altri partiti della coalizione. Piace anche a qualcuno del centrodestra. Piace anche a qualcuno del centrodestra, lì probabilmente l'effetto è stato il Presidente del Consiglio del Covid e questo ha avuto un impatto sulla percezione che abbiamo di Giuseppe Conte, che immaginiamo comunque come uno che ha gestito una fase molto complicata della vita del Paese, ma non solo nostra ovviamente. E poi chiudiamo con Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Allora, per parlare di Elly Schlein ed evitare l'ingenerosità
che spesso viene mossa nei confronti della leadership di Elly Schlein, dobbiamo dire che tutti quelli che diventano segretari del Partito Democratico lo diventano con una percentuale di consenso e dopo un annetto, 1 anno e mezzo, 2 anni al massimo sono alla metà, perché è molto logorante come posizione, cioè c'è un logoramento interno che conosciamo e che è molto pesante. Sorride Barbagallo, mentre lei parla sta sorridendo, quindi quasi diciamo, insomma, ovviamente chi vive quel mondo sa che è così. L'elettorato del centrosinistra ancora ha fiducia in Elly Schlein, meno per esempio rispetto a quello che abbiamo visto in Conte, no? Lì granitico, qui c'è una certa divisione, meno consenso invece presso l'elettorato del Movimento 5 Stelle rispetto a quello che avevamo visto in Conte. Insomma, Schlein piace abbastanza ai suoi, meno fuori dal proprio partito. E qui però non c'è la totalità, no? Cioè, nel senso, sommando tutte queste percentuali resta qualcuno fuori, cioè proprio che non la vede neanche. Cioè no, qui abbiamo messo gli elettori dei principali partiti, poi ci sono quelli che votano gli altri partiti, che in fondo nel nostro paese sono pochi punti percentuali, e quelli che non votano. In italiano su 2, che ovviamente qui non abbiamo messo nel dettaglio, ma nel totalone del 26% totalone, ci sono anche loro. È importante. Allora, vado io. Vai il ragionamento, partiamo da Elly Schlein. Barbagallo. Io dico attenzione a sottovalutare la segretaria, perché l'ha dimostrato nella sua storia politica. Chi è che l'ha sottovalutata poi ha pagato un pegno elevatissimo. Una caratteristica che ha Elly Schlein è che ha un ultimo miglio che gli altri non hanno. Lo ha dimostrato non soltanto nei congressi, anche nelle sue campagne elettorali, con risultati straordinari in tutte le candidature alle europee o sui collegi larghi. E poi il dato risente anche di questa anomalia, cioè l'Istituto Piepoli sonda il Partito Democratico, gli elettori di centro-sinistra del Movimento 5 Stelle con 2 range diversi, ma probabilmente, questo è il nostro auspicio, alla fine convergeremo tutti su un unico candidato. E io parlo del mio partito, che conosco bene, il nostro è un partito disciplinato, sulle battaglie politiche non si scherza. Poi possiamo fare tutte le polemiche interne, esterne che vogliamo, però al momento della battaglia è un partito troppo abituato, e mi aspetto anche lealtà da parte del Movimento 5 Stelle da questo punto di vista. Cioè, Citro, non è un caso che, diciamo, l'avversario, Giorgia Meloni, individui il suo avversario proprio su Elly Schlein. Ma Giorgia Cioè, Meloni... Conte lo considera molto meno rispetto a Elly Schlein come pericolosità, almeno da questo si percepisce in tutti i comizi che fa. Considera il suo avversario perché è il leader del partito di maggioranza relativa dell'opposizione, solo per questo mi sembra che è chiaro. Conte, il suo partito è il 12%, quindi non penso che possa fare il Presidente del Consiglio, Conte possa essere candidato alla Presidenza del Consiglio, ma è chiaro, da questo risultato si vince che dopo 3 anni e qualche mese di governo abbiamo varato 4 finanziarie, stiamo vivendo una situazione complessa a livello internazionale, al di là delle guerre. C'è una fase di instabilità e di riadeguamento incredibile, perché la NATO, si sta rivedendo la posizione della NATO, dell'Europa, il ruolo dell'Europa nel mondo. Quindi in un momento così complesso Giorgia Meloni mantiene una percentuale di fiducia del 46%, quindi dimostrando di essere una vera e propria leader. Cioè, qua non stiamo parlando, la gente ha paura del futuro, ma di che cosa ha paura? Ha paura di questa grande instabilità internazionale che va al di là della guerra in Ucraina, o di quello, ha paura di ciò che dice Putin, di qualche uscita di Trump, quindi ha paura, e invece ha fiducia in chi? In Giorgia Meloni, e questo per me è un grande successo. Giulio, spiegato bene questo concetto, diciamo, potrebbe solamente rafforzare, diciamo, la posizione di Giorgia Meloni, del governo di centrodestra. Non c'è dubbio che bisogna riflettere sui dati. Come dite studio, Giorgia Meloni alle europee ha preso 2,4 milioni di voti, circa il quintuplo degli altri leader di partito nazionali, 5 volte i voti degli altri partiti. Il vero problema che ha Fratelli d'Italia è quello nella gestione della governance, soprattutto locale. Per esempio la Sicilia, dove esiste anche la città di Catania, che era la pupilla degli occhi di Almirante, la Sicilia è commissariata. Allora il problema serio che ha invece Fratelli d'Italia è che c'è un leader che raccoglie consensi, ma c'è una classe dirigente in via di formazione o in via di definizione che rappresenta purtroppo una spina anche del partito, e riuscire a superare queste fasi è la scommessa interna di Fratelli d'Italia, che può proiettare anche il partito verso un risultato diverso, e contemporaneamente
contemporaneamente nella maggioranza non dobbiamo dimenticarci di quello che abbiamo accennato la scorsa volta, cioè che ci sono dei movimenti importanti all'interno di Forza Italia che servono a costruire un'area moderata che sia quantomeno in grado di dissentire rispetto a Giorgia Meloni, quindi tutta l'area che fa riferimento a Giorgio Mulè è quell'area che è un'area che è diversa anche da Tajani, al quale è stata promessa la Presidenza della Repubblica, quindi la partita è avvincente e interessante. Questa è una notizia. Sì, certo, la partita è avvincente e interessante, però diciamo che Fratelli d'Italia ha le sue spine che non coincidono con Giorgia Meloni ma che coincidono con la governance locale. Però voglio dire una cosa, a proposito della classe dirigente di Fratelli d'Italia, io voglio sfatare questo mito, perché dopo 4 anni questa classe dirigente di Fratelli d'Italia si è dimostrata compatta, capace, non abbiamo avuto... Siamo tutti lì, eravamo 121, abbiamo perso qualche elemento, ma siamo tutti quanti lì, siamo presenti in aula, lavoriamo in commissione, abbiamo grande capacità e certamente è un partito che è cresciuto in maniera esponenziale, si sta formando una classe dirigente, siamo tutti, abbiamo fatto nel passato politica, quindi con Alleanza Nazionale, col PDL, quindi sfatiamo questo mito della classe dirigente di Fratelli d'Italia. In Sicilia c'è una situazione diversa, determinata. Scusi, quella questione della classe dirigente non riguarda la fortuna che hanno molte persone che non prenderebbero neanche 500 voti di essere fedeli al partito e diventano anche deputati o senatori. Cioè, diciamo la verità, è un problema di gestione a livello locale strutturale, è un problema strutturale del partito, tant'è che è commissariato in Sicilia. Per esempio, quando finirà il commissariamento in Sicilia? Punto interrogativo. Il partito in Sicilia è commissariato perché avevamo due commissari, 2 coordinatori regionali, si è deciso di fare un commissariamento. Questa fase di fusione delle due segreterie regionali durerà il tempo necessario, da qui a qualche mese ci sarà il nuovo segretario. Ecco, dico, questa è la sfida. Poi in questo momento, ma chi è questo pazzo che se ne andrebbe da Fratelli d'Italia, dove c'è un traino di Giorgia Meloni che alle europee prende 2,4 milioni di voti e a livello nazionale può stabilire sottosegretari, ministri solo col suo nome e col suo traino? Le candidature vengono selezionate e collocate. C'è la corsa a entrare. Allora vediamo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no vediamo le intenzioni di voto, diciamo alla fotografia, la prima fotografia dell'anno. Sì, perché tra un po' finiamo, quindi almeno così vediamo anche gli altri dati. Allora, intenzioni di voto, Gigliuto, poi finiamo, abbiamo gli ultimi minuti. Allora, ovviamente lei, Ciliberti, che è bravo nel suo mestiere, vorrà farmi notare le variazioni, perché qui quello che vedrete è il dato delle intenzioni di voto nella loro variazione, nel loro trend da inizio anno. Insomma, cosa è cambiato in un anno di politica? È cambiato che Fratelli d'Italia ha guadagnato un po' di consenso, in generale il centrodestra è andato... Sono annuali rispetto allo scorso rispetto anno. a gennaio 2025, dicembre 2025, ha guadagnato Fratelli d'Italia, ha guadagnato un po' Forza Italia. Nel centrosinistra c'è stata una lieve flessione, insomma possiamo dirci la verità, è cambiato poco. Le intenzioni di voto, le quote diciamo così di mercato politico dei partiti sono quasi identiche rispetto a quelle delle europee. Questa è la grande differenza rispetto alla politica di qualche anno fa, in cui vedevamo un partito passare in un anno dall'8 al 30, dal 30 al 10, grandi variazioni. Invece la verità è che la politica italiana in questo momento sta vivendo una sorta di congelamento e ovviamente questo congelamento fa bene a chi è avanti. Per 2 motivi fondamentalmente: nessuno scossone interno all'interno dei principali partiti, nessuna elezione importante in questo frangente. E il contesto internazionale, perché in un contesto internazionale che domina l'opinione pubblica ci si muove di meno. Allora, Elvira, vuoi aggiungere qualcosa? Poi abbiamo l'ultima grafica, è curiosissimo. Mi sarebbe piaciuto molto vedere anche i dati sui leader siciliani. So che riguarda, diciamo, tutta Italia, sud e isole, però mi sarebbe piaciuto vedere anche questi dati che riguardano i nostri leader in Sicilia. Pagheremo ovviamente il minimo, no? Cioè, il minimo, sì, ci fa un piccolo Io sono qui apposta, si fa un piccolo sconto, si fa autopromozione, no? L'unica autopromozione che possiamo fare al libro che è uscito, diciamo, in giro nelle librerie, facciamo vedere la copertina, il libro di Livio Gigliuto, 100% Italia, che poi è il nome del programma, insomma, che Gigliuto conduce insieme a Nicola Savino, che di fatto poi è divertente perché sondate tutto, cioè, facciamo sondaggi su tutto. Sondaggi su tutto. Che possibilità c'è che Barbagallo cambi gli occhiali da blu a rossi?
da blu a rossi, e lì c'è una persona. Chiediamolo a casa di Barbagallo, direi. Chiediamolo a casa di Barbagallo. Però voi una domanda l'avete fatta in tutta Italia. Allora, io in questo libro ho fatto 100 domande. Queste 100 domande sono su cose serie, cose meno serie, naturalmente, sono le cose importanti della vita, c'è la famiglia, c'è l'alimentazione. Nelle domande sull'alimentazione ne ho messa una, perché essendo siciliano, essendo catanese, non potevo. Faccia la domanda e poi la metto io in grado. Eccolo qua. Eccolo, Avete non potevo spoilerato. non cadere nella tentazione di chiedere a un campione rappresentativo degli italiani se si chiami arancino o arancina. Ovviamente tra serio e faceto si scherzano, non sono le cose importanti della vita, però insomma siamo a Catania, per la maggioranza degli italiani si dice arancino, una maggioranza più alta dei 2/3. In tutta siamo al Italia, 70%. c'è anche Vipiteno, voi avete chiesto. In Come tutta si dice? Italia, Arancino? e la maggioranza ha detto arancino. Quindi, E io e Elvira, Ciangitto siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Elvira, mettiti l'anima in pace, cara mia. Ma no, perché non c'erano palermitani tra le persone a cui è stata fatta la Mettiti l'anima in Ma pace. invece Luca, Anche a Bassano Luca, del Grappa si dice arancino. A proposito di libri, posso parlare anch'io di un libro? Perché martedì ci sarà la commemorazione di Piersanti Mattarella, sapete, presidente della regione siciliana, che è stato ucciso il 6 gennaio del 1980, e martedì saranno 46 anni dal giorno dell'uccisione, quindi ci sarà la commemorazione in via Libertà sul luogo proprio dell'omicidio, con autorità che saranno lì presenti per deporre le corone. E c'è un libro che che è stato scritto da Michel Godor, che è questo qua, L'omicidio Piersanti Mattarella, che è uscito da poco, che parla proprio di questo, ma non soltanto dell'omicidio, fa anche, diciamo, anche un'analisi storica, perché sappiamo anche dal punto di vista giudiziario che ci sono state delle novità, e magari il 2026 sarà pure, lo speriamo tutti, anche l'anno della svolta, perché finalmente si spera, ma la vedo dura, però i nomi dei killer del presidente d'Italia, no? Piersanti Mattarella. Esatto. Questo è uno dei misteri d'Italia. Allora, noi abbiamo finito. Alla Camera il 5 febbraio il libro. Il libro sull'omicidio di Piersanti Mattarella. Allora, noi abbiamo finito questa puntata di oggi. Ringrazio il presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Gigliuto. Arancino, questo è stupendo, quindi insomma ci lascia così. Guarda, lo faccio vedere pure io, la nostra idea, eccolo qua, arancino, il 70% dice che si dice arancino, quindi insomma è così. Non concordo. Adesso è così. Vagli a dare questa brutta notizia a Schifani, là, insomma, all'Ars, insomma, che succede pandemonio. Allora, saluto Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Prima di Democratico. salutare posso dire una Prego. cosa, che dico, l'anno si apre con una delle speculazioni più gravi, che è questa del caro voli, su cui oggi non abbiamo parlato, che in questi minuti continua a colpire tanti siciliani che provano a rientrare alla Sicilia. Ficarra e Piccone sono diventati il film campione di incassi, come dire, provando a rendere giustizia a un tema su cui il centrodestra non riesce a incidere. E poi un auspicio che faccio alla politica siciliana è quello che il 2026 sia un anno decisivo per la lotta per la legalità, la lotta alla corruzione. In un tempo duro la nostra provincia è la provincia col numero più elevato di comuni sciolti per mafia, e io credo che l'auspicio che dobbiamo avere tutti è quello di fare un passo avanti deciso proprio nella lotta per la legalità, per marcare la differenza rispetto a un passato tristissimo. Allora, grazie all'onorevole Francesco Grazie, Ciancitto. Siamo già fuori, Ciancitto, siamo veramente fuori. Che cosa voleva dire? Devo dire che il mio auspicio è che ci sia una lotta ancora più dura contro la mafia. Ecco, lotta alla mafia, al quale ci associamo tutti. Grazie a Antonio Condorelli, che ritroveremo la prossima settimana. Grazie a Elvira Terranova, capo servizio della DN Cronos in Sicilia. Grazie, leggeremo le agenzie. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, dopo l'Epifania, che tutte le feste porta via, tranne il punto che lo lascia proprio qui, e ritorneremo sabato prossimo. Grazie e buon fine settimana a tutti.